10.000 o poco meno i ragazzi che ieri sera si sono riversati in Prato della Valle al Botellón, il flash mob alcolico nato in Spagna e che per il secondo anno consecutivo ha fatto tappa a Padova grazie ad un tantam mediatico partito da Facebook e ad un passaparola collettivo. Giovani provenienti da tutto il Veneto, molti studenti, alle prese con i numerosi controlli delle forze dell'ordine spiegati in numero di 150 persone, che controllavano a tappeto, zainetti, bottiglie e soprattutto lo stato psicofisico dei partecipanti per il corretto svolgimento della manifestazione e per rispondere all'ordinanza comunale che vietava il trasporto di sostanze alcoliche destinate alla vendita, proprio per contrastare il commercio abusivo di alcol e per evitare malesseri tra i giovani. A vigilare per il corretto svolgimento della manifestazione anche molti amministratori e dirigenti del comune. La cosa è nata così, cioè per gioco, passaparola è la cosa migliore adesso come Facebook, si usa questi contatti per questi giovani, no? Ma sai che c'è un'ordinanza del sindaco? Sì, c'è questa ordinanza, ma secondo me questi giovani sono qua per divertirsi, nessuno vuole fare del male a nessuno. Il sindaco ha detto, oh, parole esplicite, questi giovani arrivano qua per ingurgitare alcol e con musica a palla. Voi sentite musica a palla per caso? Io non la sento. Ma da dove vieni? Io sono di Sottomarina. Botteglione si fa in Facebook, come carnevale. Si fa a passaparola, come la vecchia maniera, no? O no? E chi vi ha passato parola? Un mio amico Manza, vorrei salutarlo anzi. Ciao Manza, ciao, sono in TV. Scopo della serata? Beh, divertirsi come sempre, è mercoledì e quindi, essendo studenti che studiamo, insomma, il mercoledì è un giorno franco. Università a Padova! E che università fai? Dimmi tutto! Ingegneria meccanica! Ingegneria meccanica, un applauso! Facciamo un applauso! Richiamata da Facebook? Sì, anche dall'alcol un pochino. Che cosa ti sei portata? Vodka lemon? Solo una bottiglia? No. Ti hanno controllata? No. Tu che cosa ti sei portato? Una birra e basta? Non solo una, però sì, la birra principalmente. Controlli? Ci sono stati? A me no, però so che ce ne sono parecchi. Cosa c'è dentro lo zaino? Ma qualche birra e basta. Ti hanno controllato? 3 volte. E? Abbiamo bevuto quello che avanzava. Telechiara! Ciao Telechiara! Allora, cosa diciamo su Telechiara? Perfetto, allora siamo qui, perfetto, il Buttiglione, vediamo un sacco di gente.